e si parte, si va a esplorare tra luoghi nascosti da raccontare, avventure, sorrisi e tanta energia. Con i Family in Explorers ogni giorno è magia, ormai è magia. Il nuraghe Cobulas si trova a Milis, in località su Kukuru dei Zannas. Si tratta di un nuraghe pentalobato provvisto di cortile interno, il cui primo impianto appartiene al bronzo finale, a cui si sono sovrapposte diverse fasi di riutilizzo, che vanno dall'epoca tardo-punica a quella romano-repubblicana. A ridosso del monumento sorge un abitato tardo-antico altomedievale, frequentato almeno fino al VII secolo d.C. Negli ultimi anni, sono state condotte 6 campagne di scavo da parte delle università di Cagliari e Sassari, con il supporto economico dell'amministrazione comunale. Grazie a questi scavi, sono state riportate alla luce alcune strutture abitative a pianta rettangolare, e una porzione di cortile pavimentato con un ciottolato antistante alle stesse. Diversi reperti rinvenuti tra cui monete, un focolare con resti di pasto, e, in un'area destinata a necropoli, una sepoltura e un'olla in ceramica con decorazioni risalenti al periodo tra il bronzo finale e la prima età del ferro.